Laura Vento, parliamo di questo torneo tra le scuole agrigentine della provincia, cui lei organizza sempre in maniera attenta e appassionata. Sì, siamo giunti alla nona edizione della Fortitudo School Cup, quest'anno trofeo TT Car Toyota. Siamo molto contenti perché quest'anno oltre alle 4 scuole della città, il Leonardo, il Liceo Classico, il Politi e lo Sciacia, hanno aderito anche 2 scuole della provincia. Una è la scuola Archimede di Cammarata e l'altra è l'Istituto Crispi di Ribera. Siamo contentissimi, c'è una risposta incredibile. Crediamo che dall'anno prossimo il torneo diventerà su più gironi e su più giornate, perché è davvero diventata difficile la gestione unica giornata. Quello che contraddistingue questo torneo è sicuramente l'attaccamento dei ragazzi ai colori della maglia della propria scuola, il fair play e la possibilità di vivere una giornata diversa rispetto alla giornata canonica scolastica, dove è lo sport che accomuna tutti quanti i ragazzi. Anche perché molti ragazzi si avvicinano così al mondo dello sport, no? Anche alla Fortitudo, chissà, è successo magari di avere dei giovani che poi hanno frequentato la vostra palestra. Sì, diciamo che l'obiettivo è quello, avvicinare sicuramente i ragazzi a un ambiente sano e pulito, che è quello della pallacanestro, avvicinarli al nostro palazzetto, quindi portarli al Palamoncada, e soprattutto si fa riconoscere la realtà della Fortitudo. Alcuni sono anche nostri atleti, i nostri tesserati del settore giovanile, altri perché no, magari si possono avvicinare. Da qualche anno abbiamo istituito anche la regola delle ragazze dentro le squadre. Sappiamo che il basket femminile in provincia non è molto, insomma, spinto. Noi cerchiamo anche di fare questo, di favorire comunque lo sport e la pallacanestro nello specifico a tutti i livelli. Con quale spirito i ragazzi, sono approcciati a questo evento? Allora, lo spirito è bellissimo perché la squadra è unita e vincente. Il pubblico è ancora di più. Oggi è il nostro sesto uomo in campo e farà di tutto per farci vincere. Ecco, lei li prepara prima oppure vanno così? È da tempo che ci prepariamo mentalmente, perché è la cosa più importante, perché non è solo il fisico quello che conta, è anche la voglia di giocare e divertirsi. Gabriele Moncada, il patron del palazzetto, della squadra. Ecco, questa è una giornata bella dove tanti giovani si approcciano al mondo dello sport e chissà, magari qualcuno potrebbe anche essere utilizzato dalla vostra Fortitudo. Beh, molti ragazzi già fanno parte delle nostre giovanili. Diciamo che tra noi e la Real Basket sono tutti ragazzini più o meno che sono da noi gestiti, vengono cresciuti dal nostro staff tecnico, e portiamo avanti questa iniziativa ormai da diversi anni. È un'iniziativa bellissima, un'iniziativa piena di ragazzi, c'è il Palamoncada pienissimo, i ragazzi si stanno divertendo, speriamo che possiamo ripeterlo e migliorarci ogni anno. E obbligo una domanda sulla squadra che proprio ieri ha vinto, ha portato a casa un bel risultato, ma diversi risultati positivi. Ecco, in molti si chiedono il futuro della squadra. Beh, il futuro della squadra, diciamo che noi viviamo molto le stagioni all'annata, in base anche al pubblico, agli spettatori che vengono. Sicuramente le ultime partite ci stanno portando sulla parte alta della classifica, speriamo di entrare a far playoff direttamente e poi provare di vincere questo campionato. È normale, la squadra non è costruita per vincere al 100%, però è normale che ci proveremo come ogni anno. Però ecco, c'è un impegno vostro fattivo, insomma, nel portarla avanti in un momento, insomma, difficile, no? Oggi stiamo vedendo anche cosa sta succedendo in altri sport con squadre che si sono ritirate, poi invece con costanza, impegno e passione, diciamo, date allo sport agrigentino un momento di lustro. Sì, forse a differenza di altre società sportive a noi piace non gestire con gli sponsor che abbiamo la stagione senza strafare. È normale che anche la struttura di nostra proprietà facilita tutto questo, perché gli altri sport a quanto pare non hanno nemmeno un campo dove poter giocare. Siamo in una città dove comunque le imprese fanno difficoltà a fare delle sponsorizzazioni, quindi non è facile, come hai detto tu. Noi ci mettiamo il nostro massimo impegno
sperando che qualcuno si innamori del nostro sport o anche degli altri sport, perché Agrigento ha bisogno di società come le nostre e di persone che riescono a portarla avanti. Sono delle manifestazioni belle che promuovono lo sport e il buonsenso da parte di tutti. Dobbiamo ringraziare Moncada per l'ospitalità che ci dà. Sono proprio delle attività che fanno bene ai ragazzi, tutto qua. I ragazzi hanno preso bene l'iniziativa, c'è tanto entusiasmo. Non la sento perché c'è confusione. I ragazzi hanno preso bene l'iniziativa. Sicuramente è stata un'ottima iniziativa e ringrazio lo staff del Pala Moncada e la società. Tanto entusiasmo, i ragazzi hanno partecipato a questo evento. Bellissima manifestazione, lo sport coinvolge sempre tutti, grandi, ragazzi e tutti quanti, diventa l'attestazione, diciamo, della prevenzione più vera, perché lo sport è vita. Siamo particolarmente contenti e poi vedere il Pala Moncada pieno di tutti gli istituti superiori della provincia è un grandissimo colpo d'occhio. Speriamo che vincete. Questo sempre, ce la stiamo mettendo tutta, grazie. Sì, è un evento molto atteso. Quest'anno c'è la novità che oltre a essere l'anno scorso 4 squadre, quest'anno siamo stati invitati in 6 scuole. I ragazzi lo attendono molto, ma anche qualche collega delle altre classi, delle altre materie, man mano si sta entusiasmando. E naturalmente la preside ci tiene sempre molto. Ecco, voi li preparate ragazzi per partecipare al torneo? Ma abbiamo la fortuna che molti di loro si allenano nella stessa società sportiva, perché riunirli è molto molto difficile, ognuno ha i suoi allenamenti ed è stato molto complicato. Perché arricchisce il cuore, l'allegria, l'amore e la passione per lo sport, che deve essere veramente il trampolino di lancio per tutti i nostri giovani. La speranza è che possiate anche vincerla, no? Insomma, noi porteremo sempre il mestolo, purtroppo. La prossima volta porteremo anche il pentolone.